Allora, ecco qui il mio grande amico Mats Hedberg, chitarrista from Sweden, con cui vedrete con cui abbiamo fatto il nostro primo contributo su Ryuichi Sakamoto. Ciao Mats! Ciao a tutti, come stai Marco? Bene, adesso mi fa molto strano intervistare un amico con cui ci suono, ci faccio dischi da una vita, però ti tocca, Maz. Allora, Sakamoto l'abbiamo suonato nel nostro ultimo disco, no? E abbiamo fatto il tema, uno dei più famosi temi di Ryuichi Sakamoto, che è appunto Merry Christmas, Mr. Lawrence. Da non confondere con Forbidden Colors, che quello è lo stesso tema che ha fatto, però vocale con David Sylvian. Quando è che hai sentito per la prima volta Sakamoto? Sakamoto me l'hai introdotto te in realtà, mi è piaciuto moltissimo, poi l'ho seguito un pochino, è un grandissimo compositore, molto emozionante. Entrando dentro proprio questo pezzo, il Merry Christmas Mr. Lawrence, tu come l'hai trovato proprio dal punto di vista chitarristico? È stato facile trasporre con la chitarra il pezzo? Sì, abbastanza facile, ma siccome è un po' minimalistico, devi stare molto attento alle note che fai, per non Non disturbare troppo la esagerare. melodia. Sì, ecco, Ok. quella è stata la sfida, diciamo. Poi tu come posso dire, hai allestito una sorpresa che io non sapevo, e cioè hai fatto un ulteriore contributo e un'ulteriore reinterpretazione di un pezzo di Sakamoto, no? Quale, Sì, Maz? sì, sì, il Te nel deserto, il tema che mi sono incuriosito un pochino e l'ho fatto con la chitarra elettrica. Grazie, grazie. The Sheltering Sky, se non sbaglio, no? Sì, sì, È sì. il tema, è il tema. Sentiamolo perché c'è una cosa, una piccola chicca, una particolarità di cui parleremo dopo. Intanto sentiamoci Mats Hedberg, The Sheltering Sky, da Il tè nel deserto di Sakamoto. Allora, questo è il Lebo. È fatta così. E questi due
magneti fanno vibrare la corda. La nota che può durare tantissimo. Quante ne vuoi? Ok, grazie Maz, bellissima, bellissima. Poi la chitarra elettrica secondo me è perfetta per questo tema. Ma è ovvio che la particolarità che ti chiedo è, ma fammi capire una cosa, quello strano accessorio che suoni, io lo conosco, ce lo spieghi meglio? Si chiama EBow, è un'invenzione americana da Los Angeles che esiste da anni 70, che l'hanno usato in tantissimi chitarristi creativi, Adrian Belew, Robert Fripp, e in realtà sono due magneti che fanno vibrare la corda. Okay. E che particolarità ha questo tipo di accessorio? E questo gli fa durare la nota anche molto lunga. 10 minuti, quello che vuoi tu. Quindi lunghissimo e doveva simulare un arco inizialmente, credo. Era l'idea, insomma. Quindi ecco, noi nel frattempo vediamo un contributo video che ci hai mandato per capire, insomma, qual è la tecnica, ma per far capire qual è la tecnica tu non ti sei limitato a questo, no? Cioè, no. c'hai scritto proprio un manuale. Un manuale, il primo metodo nel mondo dell'EBow, sta uscendo adesso, però con la coronavirus è un po' problematica con la distribuzione fisica. Da settembre in poi ci sta nell'America, tutta Europa. Adesso comunque si può comprare on internet questo metodo qui. Ah, ecco, il Bow Guitar, eccolo lì, sì. È edito da Edizioni? Dantone Music, Milano. Dantone Music di Milano. No, Dantone. Dantone Music di Milano. Con la D. Ah, eccolo lì. Ok, perfetto, benissimo. Ok, e questo è importante perché tu invece questo qui è l'E-Bow lo usi da tantissimo tempo, no? Io l'ho visto suonare tantissime volte, quindi... Sì, più o meno da 15-20 anni, però sentivo la mancanza di un metodo, perché non esiste, quindi per me è stata una cosa molto bella. Poi anche in allegato, scusa, c'è 44 video online. Quindi allora c'è la possibilità anche, quindi un tutorial anche video. Va bene, allora... Come sentite, Maz, tu da quant'è che vivi in Italia, Maz? Dal 93. Dal 93, cioè ormai ad 7, 27, quasi 30 anni in sostanza. Quindi, vedete, svedesi che amano il nostro sole, probabilmente. È vero. Peraltro, Maz, una cosa, Maz fa tantissimi concerti come chitarrista. Una cosa che mi ha incuriosito è che, se non sbaglio, tu sei stato forse l'ultima persona che hai fatto un concerto all'estero prima della chiusura totale, no? Mi sembra a Mosca, se non vado errato. A Mosca il 3 marzo abbiamo suonato. Sì, e poi il giorno dopo hanno chiuso tutti i cinema e tutti i teatri. Abbiamo suonato al teatro dove ha cantato Maria Callas, è un posto bellissimo. Helicon Opera si chiama, a Mosca. Questa che no, ma è stato bellissimo il fatto che sei rientrato in tempo, se no restai a fare la quarantena a Mosca, che può essere anche, stavi sicuramente al freddo. Senti. No, l'ultima cosa, quando siamo arrivati all'aeroporto di Mosca sembrava un film di Kubrick, erano tutti vestiti di bianco, c'era un controllo rigorosissimo il 2 marzo, perché noi siamo arrivati il 2 marzo, il giorno prima, e il controllo, se qualcuno di noi avevamo la febbre venendo da Italia, dovevamo tornare indietro, non potevamo rimanere. Va bene, Maz, grazie tanto, grazie tantissimo, io ti lascio. Ciao. Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori, è stato veramente un piacere. Alla prossima. Ciao.